Siamo con Donatella Iob, la dirigente che è stata licenziata dall'azienda sanitaria numero 3 Alto Friuli, Collinare Medio Friuli, perché ha alcune cose da dire rispetto al caso che è montato dopo appunto la notizia. Da dove partiamo? Allora, partiamo dal fatto che sicuramente sono stati violati i miei diritti personali, in quanto la notizia, tra l'altro nei dettagli con un'intervista, è stata data dal direttore generale prima ancora che a me fosse notificato l'atto. Certamente non con nome e cognome, in forma anonima, però direttamente e immediatamente riconducibile al mio nome. L'accesso ai miei dati personali in tutta evidenza è stato fatto anche prima, nel senso che tutte le persone autorizzate alla visibilità del programma di rilevazione automatica delle presenze evidentemente sono andate a verificare le mie timbrature e quindi questo è una violazione. La contestazione che le fa l'azienda è quella di aver timbrato in maniera non veritiera e appunto non aver timbrato in alcuni casi. Lei come risponde? Allora rispondo che io sono una dirigente, ero una dirigente e come tale non avevo l'obbligo della pausa pranzo. E quando uscivo in quel periodo in cui mi trovavo in condizioni psicofisiche di cui l'azienda era assolutamente a conoscenza, anzi il mio medico curante, il medico dell'azienda, aveva consigliato un periodo di riposo assoluto e io purtroppo non ho seguito l'indicazione del medico volendo portare avanti tutti i miei compiti istituzionali, compiti che mi erano stati assegnati dalla direzione in quanto ricoprivo 3 incarichi di rilevanza, di alta specializzazione, più un altro incarico richiesto dal direttore generale in via riservata a me. Non mi sono sentita, per la mia deontologia professionale, deontologia che mi ha sempre accompagnata e contraddistinta, ci tengo a sottolineare, di mettere in crisi l'azienda in quel periodo, visto che eravamo in carenza di personale, e quindi ho stretto i denti e sono andata avanti come richiesta del direttore generale espressamente a tutti i suoi dirigenti. Ero sommersa dal lavoro e dai miei problemi fisici, quindi ho avuto dei momenti di disattenzione in cui ho pasticciato col sistema di rilevazione delle presenze. Ci tengo a dire che le mancanze, le ore che risultano mancanti non hanno alcuna incidenza sulla mia retribuzione, in quanto io non ero pagata a ore, ma ero pagata ovviamente come tutti i dirigenti a prestazione e obiettivi, cosa che ho raggiunto sempre in tutti gli anni al 100%. Ci tenevo a dire che oltretutto io a fine anno ho regalato all'azienda 60 ore del mio tempo, oltre a quello che ho passato a casa per aggiornarmi, studiare e lavorare. Quindi vorrei capire dove ho prodotto danno all'azienda. E ora come si comporterà? Ovviamente ricorrerò contro questo ingiusto, sproporzionato, esagerato provvedimento nei miei confronti, ricorrerò nelle sedi opportune, mi difenderò finché emergerà la verità, perché io credo di essere stata presa come un caso per dimostrare come i provvedimenti che sta adesso proponendo il governo Renzi siano efficaci ed efficienti ad abbattere l'assenteismo nella pubblica amministrazione. Certo, gli strumenti ci sono già, c'è il decreto legislativo 165 che prevede il licenziamento in tronco in caso di alterazione delle presenze, ma io non falsificavo le mie presenze, io in ufficio c'ero e il prodotto del mio lavoro è evidente, certificato e di pubblico dominio. Per cui vorrei che qualcuno mi spiegasse in che cosa io, sulla base di che cosa io posso essere considerata assenteista, visto che tra l'altro nel mio stato di servizio, che è pubblicato, quindi non ci sono segreti, risulta lo 0,02% di assenze per malattia in 24 anni. Risultano ore in più ogni anno, risultano riconoscimenti della direzione, risulta un riconoscimento di incarico di alta professionalità e di evidenza pubblica, perché tutti mi vedevano quanto tempo trascorrevo in ufficio.
ed è certificabile. Guarda caso, i controlli sono stati effettuati solamente nella fascia della pausa pranzo, nel periodo in cui ero in questa situazione psicofisica di non completo controllo e gestione degli strumenti di rilevazione delle presenze, non invece la mattina quando io arrivavo sempre prima o la sera quando io uscivo dopo il mio orario di servizio e regalavo ore all'azienda. Se questo è assenteismo, lascio la valutazione agli organi di giustizia.